hanno coraggio di affacciare, sì. Oh, ma che sto scusa? Niente. Io maestro di schermato piano di sopra, non si Mi preoccupi. fece picchiare sto scambio. Oh, e che sto che? Botte di sangue? Niente. O secondo piano c'è alloggiata una cantante lirica. Aida, Norma. Non mi ricordo buono come si chiama, va. Vabbè, datemi sta camera e la finiamo. Prego, Trasissi. Sì, grazie. Trasissi. Vorrei, sì. Prego, Trasissi. Di quella parte c'è dislocata la camera matrimoniale, dove la buonanima di mio marito, che ereditò questo hotel da padre, mi raccontava che passò una notte di fuoco la principessa di Sassonia in fuga con il suo cocchiere. E di là c'è la toilette dove potete rinfrescarvi e qui c'è un terzo lettino dove potete sistemare le valigie, insomma per tutte necessità. Caccia a chiavi. Grazie. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Se avete bisogno, suonato campanello interno che sogna a vostra disposizione. No, penso che non mi servirà a niente. Buonanotte. Completa. Grazie, buonanotte. Io sogno qua, sempre. Grazie. Maci, io innambara buona muzza di mio marito. Dell'Angelo Mattio, preciso. Spadaccino, e l'adione, ma la nuova di solo. Ma aveva una spada, e che spada, zazza! Buonasera. E chi non c'è nudo? Buonasera. Boh. Una concetta. Trasite. E un busticetto proprio tranquillo, come cercamo noi. Non c'è manco un'anima viva. Guardate, non c'è nudo, bello, tranquillo. Ma capite che avete toccato questa yamma? Che hai io? Sgraziato. Un cane mi desse un muzzocone, mi stava sceppando menza yamma. Ma quale cane? Con cane tuo vicino, che tutto l'orto. Che ridacchetta. Dacciava una giornata a merita di cane. Me ne va a dire una sua banna e passato l'otto. Mi stavano sceppando. Mamma mia, donna Concia, mamma mia che mi interessa. Io per non mancare all'appuntamento nostro. Ma ho fatto mozzicare magari del leone. Badda Concetta da me, badda. Don Filippo, stiamo quieti. Ma pare che dissimo che non lo mo spassare, non è come affari scostumati. Ah, Va bene. Ma mi raccomando, appena lavamo... E voi così, la prima cameriera? La prima è l'ultima. Che? E volevo dire che sogno l'unico cameriere di st'albergo. Ah, sì. Sentite, io trovai sta carta qua, ecco. Ah, sì, sono fogli della reclam. Chi? Della reclam. Che ha che cambia? Della pubblicità, va, che la padrona dell'albergo ha fatto per richiamare i prissoni. Un attimino che ve la chiamo. Va bene. Donna Concetta, non può scordare. Donna Annunziata! Donna Annunziata! Non mi senti. Donna Annunziata! Io un semborto sao. Scusate un momentello che ve la chiamo, sa, è nella lavanderia. Sì. Un attimino. Sì. Donna Annunziata! Appena la fammi mangiare, me la da dare, donna Concettina. Desiderate? Un baciuzzo, me la ah, da... poi se ne parla. Buonasera. Buonasera. Io e la signora qua volevo mangiare a 4 lire a persona, ecco, come dice sta carta qua. Certo, la pubblicità dice da così, ma non saccio su la signora ci piace. E perché? Capicchi 4 piatti sono chisti, pasta che ciceri, una frittata di cipolla, un piatto di insalata di pomodoro e un pezzo di formaggio stagionato. Per frutta ci sono sficudini e poi un pezzo di pane e un bicchiere di vino. Fecorinnia, ma chi den doppono? Sì, però che ciceri.
E chi sta chi a cena è? Che volete, caro signore? Si capisce? Si fa per richiamare il pubblico. Sì, ma è un imbroglio però, è un imbroglio. Voi decite 4 piatti e poi ne date pasta chi ciceri, cipollata, pomodoro e pecorina, candoppono. Ma cosa di denunciarvi? Io cosa di denunciarvi? Anzi, vi denuncio, ecco. Caro signore, ma voi avete una signora e non vi conviene cenare a prezzo fisso. Ora vi besta una bella cenetta di chi da stuzzicante. Sentiremo. Bistecche, frittura di pesci e una bella bottiglia di spumante. Insomma, vi servo io, è di tutto a punto. Lo capiva, chi stasera dicendo le lire. Donna Concetta, Chi c'è, Don Filippo? voi che ne dicite? A che a dire? O mangiamo buoni o niente. Oh niente, hai capito? Basta, donna Concetta, non abbiamo capito. Facete come dici tu. Menuteggio che vi faccio vedere la camera e poi vi preparo un Va mangiare. bene. E vabbè, vabbè. Prego, prego. Prego, Da prego. questa parte. Donna Concetta, no, prego. Prego. Vi piace sta stanza? Oppure ne volete un'altra? Ma ho letto ne? Di quella parte c'è dislocata la camera matrimoniale, dove la buonanima di mio marito, che ereditò questo hotel da padre, mi raccontava che passò una notte di fuoco, la principessa di Sassonia, in fuga con il suo cocchiere. E di là c'è la toilette dove potete rinfrescarvi. E questo è un piccolo boudoir dove potete intrattenervi liberamente. Da scusare, caciccio, ne bessaboni, cosa? Cioè, vi sembra la testa. Allora, va bene. vi piace sta camera oppure ve ne faccio vedere un'altra? Guardassi, basta che c'è letto, c'è tutto. Donna Concetta, voi che ne dicite? Oh, chi sta un'altra stessa cosa, è per mia. A posto. Cacci sui chiavi. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, piccioncini, Arrivederci. Ai essere un signorone. Hai fatto un affare con la pubblicità. Aveva ragione a buonanima di mio marito che mi diceva Nunziata dell'angelo, la pubblicità è l'anima del commercio. Cameriere? Cameriere? Desidera? No, non desidero niente. Ci voleva dire solamente che in escere ho dimenticato una cosa. Ora manco mezz'oretta e poi torno, va bene? Come volete fare facite? Quando volete venire venite, ricordatevi solo che cacci sogno io. E no, di pigliare la cannila quando tornate. Va bene. Arrivederci. Io do preciso Matteo dell'angelo bello. Non vi potete immaginare come sogno contento di questo momento. Lontano di due cataplasma di mia moglie. Finalmente posso fumare un suo carro in santa pace. Stasera mi sento l'uomo più felice del mondo. Mi sento come un uscito dalla carcere. Mia. E levateci mano che fumo questo mezzo mondo qua. Sì, avete ragione, ma fumo per dimenticare. Se avessi incontrato a voi invece di da. L'uomo più felice del mondo ho stato, sì. D'amori miti ne vangatenato, ci dissi basta e mi son liberato. Mi pare più turchino mare, mi pare più lucento sole, e vai cantando di felicità. Chi da da, che va dicendo che mi vuole assà. Si critica mi faccio sangue amaro, si critica impazzisce e poi mi sparo. Chi da,
non sapi che piacere che mi fa. Mi ne picchio un'altra più bella e da resta ti sa da, che da da, che da da, che da da. No, tu non già, prima che fu. Mettete già per fuoco per casa. Sarina! Tarasina! Adalina! Già siamo caccaie! Forza mamma, già siamo, corriamo. Forza, posso che andiamo a Buttiamo cuccare, le ma ricendo pulite, di panza! Tutto il fumaggio che mi faceste mangiare! Pare un posto tranquillo, forse troppo però. Non c'è manco la cammarera! Ma così di notte in già sono uomini bruti, io mi scando. Quando è pecciosa! Papà, ma come consigliamo sto posto? Mot, picciose, ora chiamo cameriera. Cameriera! Cameriero! Cameriera! Cameriero! Cameriera! A Canudo c'è! Eccomi, qua ne sono, qua ne! Cameriera, volessimo una camera per mio, per mio marito e per i piaceri dalla che se volete. Certamente, è questione di pochi minuti. Io ora che le c'è due. Avanzo papà, venite qua, ora andiamo a cuccare Da sopra c'ho cantato, da panna c'ho due ladioni. Queste sono 4, ma c'è una camera per 2. Come finito? Ah, camera di speed, che tanto una vuole nuda ed è bella spaziosa. Ma che parla solo come i pazzi! Venite con me, venite! C'è la camera. Prego, venite, già siete. Ma bella! Bella? Ma mi pare un po' coscetto lì, c'è sullo stolettino. Che volete che isso passa governo, che isso? Come oggi? Vedete? Da quella parte c'è dislocata la camera matrimoniale, dove la buonanima del vecchio proprietario insieme mi raccontava una volta che qui passò una notte di fuoco la principessa di Savova, in fuoco con il suo cocchiere. E di qua c'è dislocata la toeletta, dove vi potete rinfrescarvi. Avanti. Io vado. Come volete fare facite. Dopo ci sono lenzola-netti e asciugamano puliti. E non dato che c'è tutto quasi pronto, ne teniamo chi sta camera, dato che c'è chi sta. Già siamo, forza mamma. Forza. Io ma qua come una maccucare ora nu oggi. Ora ne cuccamo oggi! Permesso? Sì. Tenete. Che se caso nei cannili che vi giuro che dopo è levare la corrente. Ma che ma fare questi cannili? Io non ho bisogno da cannila, ci vedo scuro come i gatti! Ci vedo scuro come i gatti. Vi serve. Non mi serve! È la stessa chiave. Arrivederci. Vi serve. Io non pare muzzicata della lapide. E che ci dicono? Chi sa dei prosparine che sbamba sulla sola. Ma qua come una massa stamare ora. Che da banaccia la camera, deve essere c'è facciamo il così. stolettino. Io e piccerino non cucciamo da banna. E tu te ne zette due con un Io solettino. insomma sbagliava chissà, ma ci me ne dirò bagno. Alla Ma così. toletta me ne stai in. E avanti no bagno. Avanti mamma, forza. Una cuccata. Passiamo. Ma capito ora, capite? Niente, mi sento occupare. E lasciate perdere sto fumare. No, mi c'è abituare. Io vi dico la verità, Non fumate più, lasciate perdere, per favore, Don Filippo. io e donna, mi c'è abituare. Non trovo. E io vedo che la verità. Mi avessi certo abituare. A vostro marito io lo volevo bene, lo stimavo. Ma da quando ho visto come vi tratta, è finita ogni amicizia per me. Se mai veniste a sapere che siamo qua. Ma non ci pensate che come può venire a sapere. A stura chi tu sa un nie. Ma come vi vestito bella stasera. Mi piace Ma sto vestitino. Assai, mi piace, assai.
Ma tanto, guarda a voi, magari ti indossaccio parisse un vestito di Coco Chanel. Voi siete buone di tutte le maniere. Ma che occhiozzi, ma che occozza, ma che carrotamento di stomaco. Ma ci diventa anche come un lenzuolo. Ma volete posare su carro? No, vedi come c'è abituare. E da tanto tempo che non fumo. Posate qua. Facete pigliare un po' d'acqua, d'aria, aria. Cameriere? Muoro. Cameriere! Si sta sentendo Maledetto male? fumo. Ma tu Stai sai sapere occupando. che soffre di Ma svenimento. chi ci dice male su carro? Facete pigliare un Ma po'. mi fa bene. Ma facete pigliare un po' d'aria. Venite un po' subito. Venite, vi porto una terrazza. Che vi passano tutte cose, vi passano. Venite. Sì, donna Concetta. Muoro, ma torno. Donna. Moni, stai morendo. Muoro. Non ce la fai a tenermi. Giusto Come qua, fa a muore cascare? con mia chi su. Ma vedete che bello divertimento, tutta a mia mi capita, no? Oh, aspetto 5 minuti, sono in zero qua che mi pigli barattella e me ne vaio. Ma tagliata, va, muoro. Mamma, vemo siti, che non c'è niente. Mote, che ora c'ha domani l'acqua, mote. Ma come sono puttana qui? Cameriere! Che da qua? Speriamo che non mi conoscete. Scusate, signora, ha visto per caso un cameriere? No, non ha visto a nudo. Ma scusate, ma noi già ne conosciamo. No, non conosco a nudo io. Come no? Signora, ma lei è Concetta Battaglia, anzi, cannone in battaglia. Signora, non se ne guardate mia, sogno donna Sarina, i miei figli, don Pasquale, aspettasti che chiamo. Cimilline, don Pasquale, ma da c'è che sta presa, vieni qua. Pasquale, vieni qua, se me ne sto dietro, sei guardato, vieni qua, sì, vieni qua. Muta, c'è la sorpresa. Aspetta, disgraziata. Ma che è che fai? Tanto piacere. Svergognato, sì. Ma poi come ti vestiste? Che pare una cucuzza d'inverno, pare. Vergogna. Signora. a cuccare. Che stai a fare? Salutiamo, mamma, salutiamo. Signora Battaglia, Sì, ora mi stai ricordando. Scusate che c'è un momento paro che non conosco a nudo. Ah, io invece conosco a tutti. me la Ah, cugina. poi lei ha un cognome così particolare, Battaglia. Altra volta. Concetta, cannone in battaglia. Ah, signora, non mi posso scordare manca pure la falla sera. signora Battaglia, Sì, credevo che ho fatto sotto qualcuno ancora non l'ha sentito. Bambine! Ma voi non ci andate a dormire? Ma facete l'ultima nottata. Scusate, io mi stavo venendo a cuccare. Signora, signorine, don Arrivederci, Pasquale, arrivederci, con permesso. buonanotte. Non ci posso credere che sua cucca come le polle. Lui oggi, se non scura 100 volte, non poteva pigliare sonno. E poi qui, in un posto lontano dal collegio Pio, con i pappigliari sonno, siamo troppo agitate. Perché l'abbiamo già? E il suo marito? Unne. Ma marito. A chi è in camera? Ma marito. Cacetto, suo marito. A che poteva venire casone? Certo, che poteva venire casula, magari mi sono un po' una yamma. Ma marito, sì. Fuori capigliaria. Ma scusate un momentello, quando tu ne viste mone, donna Margherita, cominci a sentire luce, schiglie, ma cosa è succeduto? Ah, signora, a cui non ci passa non ci può credere. A Pasquale, ma marito, quando piove e c'è umidità,
se ci imperuglia la lingua, e non può spiccicare manco mezza parola. Io per questa cosa sapevo come ci soffre meschino. E io che sai dentro. Quando vedo un lampo e sento un trono, signorozza mia, che è una cosa dall'arma da caga mi sento ne esce, dall'arma da un corpo mi sento ne esce. Signorozza, con non ci passa, non ci può credere, signorozza, non ci può credere. Ne fecero picchiare un bello scanto. Io mi scannai che sei di tutti. Tu ti scandasti. Io mi scandai. Dici, Davvero scoglionuta. Scoglionuta l'adia. Scoglionuta l'adia e buonosa. ma sai chi è? Basta! Basta! Questa è l'educazione che vi hanno insegnato le prosperine, che ha sbabbato sole sole. Volevi bene, come? 2 sorelle, 6 mesi. A domani. A domani ci parlo io con questa direttrice, con Soppia. Ci dico io qua, c'è chissà. Scusate, signora. Sempre piccerino. Magia mia santa. Filippo! Buonasera! Buonasera. Morto sogno. Prego! Ma lo dissi combinazione della vita! Stiamo parlando proprio da voi! No, ma cioè a passare pensando che vi eravate messi qua nell'Hotel Paradiso, dissi, ma vediamo come si sistemarono, amici miei. Ecco, disse, e chi c'è la signora Battaglia? Sì. Signora Battaglia, Don Filippo. tutto a posto, Sì, come sì. state? Bene, Come e state? voi come Ma state? io bene, magnifico, ecco. E voi come state? Tutto bene, Tutto grazie, bene, magnifica. E bravo, voi come bravo. state? Tutto bene, grazie. E voi come state? Tutto bene, grazie. E voi come state? Ma non c'è nulla. Comunque, ma il vostro marito Pasquale non è? Un figlio. Arrestavo già. Un piccerino, un Il figlio. gabinetto arrestavo. Ma magari fucurini hai non mangiato. No, però che si ricicere. Sì, Amante. Buonanotte. Meglio che va a chiamare i pompieri, meschino. Arrivederci, il dovere mi chiama. Signora Battaglia, sono troppo contenta che lei è acá insieme a noi. Arrivederci, buonanotte. signor Filippo, io con arrivederci. 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 Dabba. Che soffoliti. Andiamo in camera magari a noi. Farabutto. Tutti sapevo. voi ma che mi state facendo passare? Io non ci volevo venire con voi. Io sapevo che venendo con voi mi faceva da così. Ma non lo Ma sto a tutti. Ci mancava solo mio marito e che la cosa si passava più feste. Donna Concetta, io vi giuro, non giudizio a nudo. Ora calmatevi, state Ma che tranquilli. mandiamo basta. E me ne a pigliare i nostri barattelle e ne ognuno può conto so. Ma no, donna Concetta, ma su ci proviamo una... Ma lasciate per ragionare. Eccomi. Ma che nudo c'è ne sta albergo. C'è mortorio. Mi sa che magari i spiriti sa scappottare. Arrivavo giusto in tempo per esaccuccare l'uscio. Picchi stai a lavare la corrente. Pigliatevi sta cannella. Addumate e prima che vado in uscita stutate. Ma scusate, ma perché a lavare la corrente? E che volete, caro signore, è un'abitudine, dato che la notte non serve a nudo, perché tutti dormono. E poi magari per spiriti si mettono a fare dove è stuta, mi fanno impazzire. Io ci levo la corrente, così magari gioco con la cannella. Sì, Buonanotte. Buonanotte. Attenzione che stai stutando. Stutasse. Stuto. Ok, allora stai stutando? E che sto sgarbate, mala nuova. Buonanotte a tutti. Buonanotte. E come la va a dire? Questa sera voglio essere qua con una cannella in mano a cercare i spiriti. E il bello qual è? Che mia moglie pensa che io mai sto spassando. Povera Concettina. Certo, la tratto proprio male.
Come stasera che ci disse che tu che vuoi fare fai. Pigliati a cui ti pare e piace, che altrettanto faccio io. Ma quale? Io non ci penso a sta cosa. Se dovesse sapere che Idda aveva un altro uomo, prima ammazza Iddo e poi Idda. Ma quale, chi da storia Idda, come un ammandato purgatorio. E io caccio e cari spiriti, con la cannella in mano. Meglio che mo cucco non ci penso più. Meglio che mo cucco che è meglio, prima che io oggi. Come sa fare? È perfettamente inutile che io me ne voglio dire e basta. Madonna Concetta, ma lasciate ragionare. Me lascio ragionare. Ma io non voglio ragionare, me ne voglio dire e basta. Con voi non voglio stare più. Che schifio, ma che schifio. Ma mi tasto proprio a tutti i giudici Cameriere! Cameriere! Parla piano, caro Sbighi, tu ti pare. Cameriere! Cameriere! Vabbè, va, ora esageriamo. Cameriere! Cameriere! Questo ufficio può prendere, in secondo. Oh, Volissimo una camera. vi porto nella meglio suite dell'hotel. Che bello, altro ospite. Al primo piano, prego, prego, venite. Questa è una camera matrimoniale dove la buonanima di mio marito, che ereditò questo hotel dal padre, mi raccontava che passò una notte di fuoco. La principessa di Sassonia in fuga con il suo cocchiere.